Giunta, adesso vedremo perché Bolsonaro ha deciso così, ci spiegherà. Eventualmente alla prima occasione ancora non ci hanno detto nulla. E invece per il reddito di cittadinanza, come detto, appena c'era da accogliere gli ordini del giorno, la Giunta ha detto di sì. Nel momento in cui la Giunta ha detto di sì, il capogruppo del Popolo della Libertà Colautti è sobbalzato sulla sedia e ha detto: no, ma come? Accettate qualcosa che propongono i grillini così? No. Allora la Serracchiani lo guarda e gli dice: sì, ma era nel nostro programma, per cui lo accettiamo. Lui sbotta, chiede la parola e ha chiesto praticamente 5 minuti di sospensione al Presidente. Il Presidente ha accordato questa sospensione. Si sono riuniti tutti intorno alla Serracchiani, praticamente c'era tutto un discorso tra le varie forze. Noi siamo rimasti a sedere a goderci l'inciuccio del giorno. E praticamente al ritorno dalla pausa il Presidente ha preso la parola e ha detto che, ovviamente, pur condividendo nel merito la nostra proposta, non poteva accoglierla perché il nome della legge, che forse Andrea già tra le sue carte, era praticamente rivolto solo al sostegno alle imprese e ai settori produttivi. Per cui il reddito di cittadinanza non sarebbe rientrato sotto questo nome. E ovviamente noi siamo rimasti un po' sorpresi da questo cambio, perché abbiamo detto: ma come comanda PDL qua? Cioè, siamo noi che lo proponiamo, la Giunta l'approva e quindi mancava solo il voto del centro-sinistra, e il fatto che abbiano cambiato, ci sia stato questo dietrofront, ci ha lasciati un po' perplessi. L'abbiamo detto in aula, io poi ho fatto un intervento per spiegare anche la nostra perplessità in merito al fatto che il reddito di cittadinanza, ovviamente, di riflesso, se vogliamo, però è un qualcosa che avrebbe comunque aiutato anche le nostre imprese. Io mi riferisco magari sempre alle imprese commerciali, però se facciamo conto alle difficoltà che ormai hanno i negozi ogni giorno, soprattutto quelli piccoli dei vari paesini, sono legate al fatto, chiaramente, alla smisurata concorrenza dei centri commerciali, e va bene, però anche dal fatto che la gente tante volte non arriva più neanche a fine mese, non ha neanche più soldi da spendere e non va magari neanche più nei negozi o nei mercati a fare la spesa. Però questo ormai è storia. Adesso sarà compito nostro, come già ricordato in aula, arrivare in autunno e riproporre ovviamente il tutto, magari sotto una legge che lo preveda questa volta. E quindi basta, questo è i miei primi 3 mesi in Consiglio. Lascio la parola a Ilaria, grazie. Buongiorno a tutti. Io faccio parte della 4ª commissione e della 2ª commissione. La 4ª commissione è quella che è partita per prima, rispetto a tutte le altre, perché doveva affrontare 2 problemi: il DDL sulla caccia, che vi ha precedentemente spiegato Eleonora, e quello della benzina agevolata. Esatto, praticamente dovevamo votare per il prolungamento delle agevolazioni della benzina. In fase di assestamento, per quanto riguarda la 4ª commissione, non aveva grosse movimentazioni, ha semplicemente mosso all'interno dei fondi, ha spostato le risorse, quindi l'unico emendamento che noi abbiamo presentato per quanto riguarda quella parte era rivolto a dei contributi che stavano su un capitolo di spesa,
che erano destinate ai comuni per la rimozione dei rifiuti sul territorio comunale. C'erano 173.000 euro. In fase poi di assestamento proprio in aula, l'assessore competente è venuto a chiederci di ritirarlo con la promessa di, in fase di bilancio, di aumentare le risorse per questo capitolo e di riaprire insomma il bando per questi contributi e di pubblicizzarlo maggiormente, anche perché la sua paura era che queste risorse, ora che si riaprono i bandi eccetera eccetera, queste risorse poi alla fine sarebbero rimaste lì e non utilizzate. Faccio parte anche della seconda commissione con Cristian, quindi insieme a Cristian, insieme a Elena abbiamo visto passare questo DDL anticrisi, questo stralcio della giunta, anche se l'hai visto più tu, e questi costi della politica, ma l'hanno subito principalmente loro e devo dire che hanno fatto un grossissimo lavoro. Negli ultimi 3 giorni ho presentato anche una interrogazione a risposta immediata all'assessore Vito sulla centrale A2A, viste insomma le ultime novità, che insomma questo referendum che non si sa se fa, se non si fa, non si sa per niente. Era proprio per sapere quali erano le intenzioni della giunta a riguardo, anche se io l'avevo rivolta la domanda proprio alla presidente Serracchiani, ma ha risposto l'assessore competente, non si sono sbilanciati come sempre, comunque di buono c'è che non bruceranno assolutamente rifiuti all'interno della centrale e faranno partire uno studio epidemiologico, questo almeno l'ha scritto, quindi comunque controlleremo che questo insomma venga fatto. Altro noi, proprio sulla commissione quarta o seconda, abbiamo già spiegato tutti gli altri. Oltre all'attività di consiglio, comunque cerchiamo anche sempre di partecipare a convegni o comunque presentazioni di progetti, perché vicino al palazzo del consiglio ce n'è un altro dove c'è una sala dove fanno le videoconferenze, quindi fanno spesso in collegamento con Bruxelles videoconferenze per le piccole e medie imprese, supporti, quindi cerchiamo anche di partecipare in quel senso, o a videoconferenze o incontri con i cittadini, con gli assessori, con i sindaci, in modo anche da riuscire a capire realmente quali siano insomma, i problemi che possono avere insomma, i cittadini o comunque i sindaci e vedere poi se riusciamo noi a portarli avanti in qualche maniera. Insomma. Oltre alle 2 commissioni, come vi diceva prima Cristian, faccio parte del comitato di legislazione, vigilanza e controllo e ho partecipato ad un convegno che si è tenuto a Bari che fa parte di un progetto Capire, dove tutte le regioni che hanno aderito a questo progetto si incontrano per spiegare diciamo, quali siano state le valutazioni che hanno fatto nelle varie regioni e gli effetti di queste valutazioni. Il comitato praticamente serve per valutare gli effetti delle leggi nella realtà. Infatti abbiamo chiesto che sul DDL anticrisi, cioè l'ultimo che ci è passato, venga inserita la clausola valutativa, che è una cosa che può chiedere appunto il comitato, in modo che a distanza di tempo si valuti effettivamente se il provvedimento adottato sia stato efficace o meno. E quindi vorrei innanzitutto farvi notare il dono della sintesi che le nostre consigliere hanno e il dono della parola sciolta che invece i nostri consiglieri hanno. Ora, brevissimamente dico anche quello che ho fatto io, a parte no, però sarò brevissima. Allora, io mi sono occupata in quanto capogruppo
di seguire tutto il lavoro che è stato fatto in sede di Consiglio per la preparazione del progetto di legge sui costi della politica. È stato deciso, invece di far lavorare, diciamo, le commissioni o chi normalmente si occupa della materia, in questo caso, visto che era cosa di molto interesse e molto delicata, è stata seguita dalla conferenza dei capigruppo assieme al presidente della quinta commissione, che è quella che si dovrebbe occupare in realtà di queste materie. Allora, il lavoro è iniziato praticamente subito dopo l'avvio delle attività ufficiali del Consiglio, e c'è stato molto chiacchierare su che cosa bisognava tagliare, sulla fatica che bisognava fare per adeguarsi a questo decreto Monti, che imponeva limiti ben precisi su ogni cosa che riguardava il trattamento economico sia dei consiglieri che dei gruppi e il personale dei gruppi. È stato molto simpatico partecipare a questi lavori, perché la preoccupazione maggiore di tutti era quella di sottolineare gli interventi finora fatti dalla precedente legislatura: la riduzione del numero dei consiglieri, il taglio già effettuato dei contributi ai gruppi, la diminuzione dell'indennità che si erano ottenuti solo 2 anni prima, cioè da 10.500 e passa euro lordi erano passati a 10.290 euro lordi. Erano già intervenuti pesantemente sui loro trattamenti economici, e quindi tutta una discussione sul fatto che tanto sarebbe stato tutto inutile. Parlare di soldi ai consiglieri non è mai abbastanza, i cittadini, la gente non avrebbe mai capito, soprattutto con l'importantissimo ruolo di alta programmazione, alta funzionalità del consigliere regionale, che doveva essere remunerato in modo corrispondente, perché altrimenti si sminuisce il ruolo. Ebbene, io mi sono dovuta sopportare tutte queste discussioni per un discreto numero di giornate, fino ad arrivare al compromesso a cui si è arrivati, dove in cambio dell'abolizione dell'istituto del vitalizio, così come stabilito nell'ultima legislatura in modo contributivo, cioè i consiglieri accantonavano una quota della loro indennità, il Consiglio metteva un'altra quota, e sulla base della cifra che veniva accantonata teoricamente poi veniva ricalcolato con le tabelle INPS l'importo da distribuire mensilmente come pensione. Allora hanno scambiato questa parte qua con l'aumento piuttosto sensibile dei rimborsi spese da dare a ogni consigliere netto in busta ogni mese, da non rendicontare. In sostanza, ed è per questo che noi diciamo che alla fine la legge per il taglio dei costi della politica è una presa in giro. Effettivamente ci sarà una riduzione, 50%, 40%, 30%, c'è la guerra delle cifre e noi non intendiamo dare tanto conto a questa guerra. Ci sarà sicuramente una riduzione, ma questa riduzione viene fatta pesare ai gruppi consigliari, al personale dei gruppi, e alla fine i consiglieri stessi non porteranno nessun peso, anzi si liberano del fatto di dover rendicontare quanto vanno a spendere per le cene, per diciamo condividere con i cittadini i loro pensieri, raccogliere le impressioni o le istanze della gente, per qualunque cosa gli vada,
per l'esercizio del mandato e i cittadini non sapranno mai come sono stati spesi questi soldi, un po' dei quali andranno in benzina, molto probabilmente, un altro po' in pranzi per se stessi, ma tutto il resto abbiamo fatto un conto che sono 42.000 euro a consiglieri netti, non tassati, così, ogni anno, che possono spendere come diavolo vogliono per l'esercizio del mandato. Noi questa la troviamo una cosa vergognosa, non sopportabile. Bene. Posso dire adesso? Non litigate, Allora, quindi fondamentalmente mi sono occupata di questo, ma una cosa che è molto importante è avvenuta durante l'assestamento, cioè 15 giorni fa, è che siamo riusciti a far passare, e ce l'hanno votato tutti, si sono pentiti enormemente e ce lo rinfacciano ogni volta che possono, però ormai è fatta. Siamo riusciti a farci votare quell'emendamento che ci permette di poter rendere la quota degli stipendi che noi non tratteniamo, così come da impegno scritto, e possiamo renderli e versarli sul fondo per lo sviluppo che dà sostegno alle piccole e medie imprese, e questa per noi è una grande vittoria in quanto siamo i primi in Italia ad averlo realizzato. Bene, poi ho fatto moltissime altre cose, ma Andrea Ossai vuole parlare di Io volevo parlare per dire che in questi mesi tutti quanti abbiamo cercato di fare il massimo che abbiamo potuto, e con tutti i nostri limiti ciascuno di noi. In realtà io volevo parlare per sottolineare il fatto che il grosso del peso e della responsabilità è andata a Elena, per cui chiederei un applauso a Elena, perché sia come responsabilità come capogruppo, sia perché gli impegni principali, a parte le riunioni delle capogruppo, sia per quanto riguarda le leggi di cui abbiamo parlato, il grosso della responsabilità e del peso è stato suo, e essendo, come vi ho detto prima, profani della politica, per cui dovendo iniziare a vedere delle cose da zero, il fatto che chi parte e chi inizia magari anche a fare come relatore di minoranza di una legge, vi posso dire non è facile, e posso dire che nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutti i nostri limiti, ciascuno di noi, secondo me è stato fatto in maniera egregia, e nostra intenzione è continuare a studiare, a prepararci, a dimostrare di essere lì e di lavorare seriamente, oltre a tagliarci gli stipendi, cercare di fare il massimo che possiamo, perché è un servizio che vogliamo fare e non come altri che vanno lì solo per arricchirsi, e questo l'abbiamo dimostrato. Però volevo sottolineare questa cosa perché mi sembrava dovuta, cioè noi lo viviamo ogni giorno perché siamo lì, magari da fuori tutto questo lavoro, soprattutto appunto come dicevo di Elena, ma anche degli altri, magari non può non essere percepito. Un'altra cosa che volevo dire, che prima forse mi è sfuggita, appunto anch'io ho fatto qualche interrogazione così sulla carriera, su altre cose. Volevo sottolineare il fatto che su internet si trovano queste cose, per cui se uno va sul sito della regione, clicca consigliere, può vedere sia le mozioni presentate, sia gli emendamenti, sia le interrogazioni a risposta diretta, immediata a risposta scritta, per cui uno può andare a vedere sul sito cosa è stato fatto, cosa è stato proposto. L'ultima cosa, e dopo passo il microfono perché Elena già mi guardava male che non potevo, è il fatto che, come dicevo prima appunto, non siamo cani sciolti, cioè vogliamo mantenere le radici radicate nei meetup e sul territorio, per cui e questo ha una grossa necessità da parte nostra del supporto e di sentire quelli che sono i bisogni, le esigenze, e di tramutarli poi in proposte,
non è facile, perché quando apri l'email ogni giorno ti arrivano già cioè, io dico una cosa magari, se a me è successo qualche attivista che mi telefonava quasi ogni giorno, mi invitava a bere il caffè, se lo facessero tutti gli attivisti io passerei 24 ore a bere caffè e a rispondere al telefono. Allora, per cui c'è una grossa volontà di ascoltare e di portare. Non è una cosa che può essere fatta in maniera immediata. Io penso a Maurizio che lì, io so che devo portare avanti una cosa, ce l'ho lì, sto approfondendo, però avendo anche altre cose in scaletta non è sempre facile portare avanti tutto così. Per cui solo manifestare questa volontà, questa nostra necessità di andare a camminare assieme, però anche la difficoltà e magari le criticità, però la nostra volontà di farlo. Abbiamo fatto questa prima parte, adesso siamo arrivati un po' lunghi purtroppo, no? Per cui ci sarebbe una pausa, la facciamo 10 minuti, però raccomando a tutti la massima puntualità, perché sennò finiamo veramente con 40 gradi.